Chiarezza su un nuovo atto aziendale di cui non si conosce l'origine. I consiglieri del Movimento 5 Stelle, Maria Rosaria Capozzi, di Open FVG, Furio Onse e Simona Liguori di Patto per l'Autonomia Civica FVG chiedono chiarezza dopo la denuncia dei sindacati di un nuovo documento che andrebbe a modificare in maniera importante l'attività di ASU FC. Stando alla lettera mandata dalle organizzazioni sindacali non sono stati coinvolti professionisti e il collegio di direzione, che è l'organo che è preposto proprio e che deve essere coinvolto nelle linee strategiche appunto dell'azienda. Quindi chiediamo pubblicamente che si informino e si rassicurino rispetto alle azioni che si devono appunto intraprendere, e questo perché non si tratta soltanto di una riorganizzazione amministrativa dell'azienda sanitaria, ma si tratta di servizi che finiranno per incidere sui nostri stessi cittadini. Ma soprattutto non coinvolgere i medici, i dirigenti medici non può altro che aggravare il clima aziendale che ha portato negli ultimi anni a quasi 1 migliaio, negli ultimi 3 anni a quasi 1 migliaio di dimissioni volontarie.